sto esitando, non riesco a cliccare su ricordati che devi infortunarti, diceva quel film. Wagyu, benvenuto Giovane. Facciamo così perché stanno uscendo, abbiamo visto entrare e uscire dalle visite mediche, tutto a posto. Non sappiamo se lo possiamo portare in extremis, pare abbia scelto la 23. Però mi è arrivata sta voce di Milinkovic Savic e non lo so cosa ho messo in copertina. Cominciamo. Buongiorno, allora amici bellini, buongiorno eccetera eccetera. Se è vero che insomma la fonte che mi parlava di Neres adesso stanno come avevo detto ieri, no? Stanno aumentando i mesi, siamo passati a 2-3, ma qualcuno sta paventando quella che insomma è una cosa che è una pietra tombale sul resto della stagione di Neres. Però la voce che mi è arrivata oggi su Milinkovic Savic non è un amico bellino che mi ha detto cose del genere in passato, di conseguenza io entrambi l'abbiamo presa con le pinze, anche lui che me l'ha detta e mi chiedeva conferma. Io ho cercato delle conferme, non le ho trovate subito, finché un altro amico bellino mi ha detto: Valerio, ma che è successo? Radio Marte ha detto, quindi sta girando, non me la sto inventando io, Radio Marte ha detto Vania ha avuto un problema, io addirittura ho sentito stiramento, ma però abbiamo recuperato Meret. Wagyu. Allora spostiamoci un secondo, perché questa è la situazione. Allora, se Vania non c'è, noi lo togliamo. Meret dice che ha recuperato, anche perché se ascoltiamolo canonico, su Meret ci aveva detto c'era il traumatico, poi aveva avuto un fastidio al braccio sinistro, poi per privacy non voglio aggiungere altro, e ha detto settimana prossima, quindi speriamo che abbia recuperato al 100%, anche perché un portiere che non è al 100%, lo sapete, è questione di millimetri, quindi non sarebbe il massimo, altrimenti Nikita Contini o Ferrante. Questo per quanto riguarda la porta. Dopodiché questi tre che vedete qua sono gli unici rimasti in panchina. Lukaku, che non sappiamo se è abile e arruolabile, sappiamo che ce lo portiamo, sappiamo che ha fatto l'amichevole contro il Savoia dove ha anche segnato, ovviamente un amichevole, non è una partita ufficiale. Poi c'è Olivera, su cui ci sono queste voci anche di mercato sul Nottingham che sarebbe interessato a Olivera, lui vuole giocare di più, un'offerta per Olivera. E poi c'è Mazzocchi. Che cosa arriva? Io ne ho messi 12 in realtà in campo perché devo risolvere un dubbio. Beukema, Di Lorenzo, Spinazzola. Questo è il mio dubbio di oggi, perché la Juve non sarà con le due punte come all'andata, ce la possiamo immaginare come la stiamo vedendo ultimamente con David, Ildiz, qualcuno dice con Seisao, qualcuno dice Miretti, McKennie e Cambiaso sulle fasce, si possono alternare, Thuram, Locatelli, Kelly, Bremer, Kalulu. Questa dovrebbe essere la situazione. Di conseguenza quello che deve sciogliere il dubbio è Conte, perché Gutierrez a destra a me non è piaciuto, per tenere Spinazzola magari qui a sinistra. Io già invertendoli mi sembra più logica come cosa. Con i piedi loro, se devi fare un cross non devi tornare sempre indietro, e partiamo con questo presupposto qua. Dopodiché c'è la scelta chi mettere su Ildiz, che è il giocatore più talentuoso della Juventus. Se ti fidi di Beukema, così puoi spostare Di Lorenzo in avanti e ti puoi giocare uno Spinazzola o qui o di là, spostando Gutierrez in panchina. Questa è la cosa. Però su Spinazzola, che lo mettiamo momentaneamente qua, ci hanno detto non sta al meglio, ce lo ricordiamo, no? Tutte le botte che abbiamo preso in Champions. Spinazzola ha fatto ginocchio e ginocchio, e quindi se avete qualche idea adesso, non dopo, datemela, perché dopo, come diceva qualcuno, sei sempre più bravi se avete qualche idea da darmi sul cambio modulo, se ho due centrali io ne metto uno. Cioè, non è che speriamo che stia bene. Però quella è la panchina nemmeno al 100%, perché Spinazzola non è al 100%, Lukaku è al 100%, Mazzocchi. Quindi questa, diciamo, la formazione che potrebbe così. Io vi devo far vedere quella che è la situazione, perché non c'è nessuno più in panchina. Spostandomi io vi faccio vedere quelli che sono i players, gli unavailable players, cioè 27 Lucca,
venduto, presentato. Lang, venduto, presentato. Anghissà, sta girando un'altra voce, ho letto un post su X, mi pare riportava il Napulegno che parla, no, il mal di schiena, qualcuno sta dicendo ernia del disco, non lo so, non voglio proprio approfondire, comunque non c'è. Questo lo sappiamo, per questa partita non c'è. Marianucci e Ambrosino pare che non li convocano perché stanno in uscita e stanno uscendo anche loro, li stiamo vendendo. Va bene, però non abbiamo nessuno, cioè dichiara Prisco, dobbiamo prendere dalla primavera. Va bene, Barido potrebbe essere il gol dell'ex. De Bruyne ovviamente, Gilmour ovviamente, Neres ovviamente, Rachmani ovviamente e Politano ovviamente. Se li vedete tutti qua insieme, secondo me fanno fanno più effetto, ci rendiamo conto della situazione. Come si fa? Il problema non è che tu 11 magari per entrare in campo ce li hai, non hai sostituzioni a disposizione, non hai ricambi da mesi, questo è il problema poi, perché tu puoi anche farla una partita al massimo delle tue possibilità, tanto poi magari è una finale, ti riposi, poi dopo no, non ti riposi perché non è una finale, c'è il Chelsea dietro l'angolo, ma al di là di questo sappiamo che anche questi qua che stanno in campo, buongiorno sta come sta. Juan Jesus è uno di quelli che se la sta cavando meglio, però se gli metti un Conceição vicino, secondo me è un brutto match. Non lo so, perché ti può sfuggire, va bene. Speriamo che con l'esperienza se la può cavare. McTominay da quanto tempo sta stringendo i denti? Lobotka lo sappiamo. Di Lorenzo, Elmas che sta facendo questo doppio lavoro tra centrocampo e attacco. Højlund è uno di quelli che, perché se poi mi parlate della gestione di Conte, io vi posso assicurare che alcune cose sono obbligate. Però se c'è uno che è più a rischio degli altri, viste prima almeno lo era, e vi chiedo di fidarvi di me, è Højlund, che avrebbe bisogno di un attimo di riposo, perché si vede che poi nei duelli non riesce sempre a vabbè, e quindi contro Bremer così. Vergara e su Vergara io spero che parta titolare. Questa è una cosa importante, perché se ti porti Giovani, riesci a metterlo, a convocarlo in extremis senza aver lavorato con la squadra, lo metti subito dentro come se fosse il nuovo Zidane, no, perché sarei veramente in disaccordo con Conte, perché mortifichi Vergara e il lavoro che ha fatto e metti Giovani in condizione di magari anche di sbagliare, e non ce lo possiamo permettere, perché stiamo puntando tutto su di lui. Stanno rincorrendo altre voci, insomma, perché come era evidente Giovani viene a sostituire Neres, ma qua abbiamo un altro buco sia a centrocampo. Il buco che a centrocampo non è mai stato colmato, ma c'è il buco lasciato da Lang, se vogliamo considerare che Lukaku prende il posto di Lucca. Va bene, quindi non farei sciocchezze con Vergara. Giovani, se riesce a venire molto bene per entrare nel secondo tempo e prendere confidenza con i compagni, altrimenti psicologicamente, poi lo so che molti mi avete fatto vedere, c'è un like di Vergara su quella storia postata su Diego Costa che se la prende con Conte eccetera eccetera. Lo stesso Vergara ha dovuto dire: ho sbagliato a cliccare, non alzate i polveroni. Certo, sbagliare a cliccare, sì, un guaglione, sei nato col cellulare in mano, sbagliare a cliccare, ma non credo che cliccare su una cosa significa to endorse, cioè su essere d'accordo sul contenuto. Vergara segue Calcionapoli, magari scorre, click, si usa tra i giovani, si lascia e mi piace come supporto alla pagina a prescindere da quello che è il contenuto. Però lo stesso Vergara ha smentito, non è che ha smentito, l'ha detto, però fa sbagliare, polemiche di cui non abbiamo bisogno onestamente adesso bisogna arrivare non nudi alla meta, perché siamo già nudi, dobbiamo arrivare alla meta in una giornata dove l'Inter va sotto di 2 gol col Pisa, una cosa meravigliosa. C'era anche un flusso di scommesse, una cosa incredibile, insomma, con quote pazzesche. Il Pisa improvvisamente va avanti di 2 gol, l'Inter poi un tiro che finisce prima sul petto e poi sul braccio di Tramoni, rigore di Zielinski, da lì vanno a valanga. Lautaro, i cross che arrivano bene, che chi fa entrare Di Marco al posto di Luis Enrique, no, non potremmo perdere tempo.
entra Di Marco, cambia la partita, Lautaro, Dio Esposito, e vanno sul 3-2 in pochi minuti, e poi nel secondo tempo ancora continuano ad attaccare a raffica, segna pure Di Marco, segna pure Mkhitaryan, insomma chiudono, e Bonni, non ci dimentichiamo, mi stavo dimenticando di Bonni, chiudono 6-2, ma c'è chi fa meglio, perché il Como fa 6-0, e insomma diventa difficile competere con certe potenze. Adesso noi possiamo solamente limitare i danni. Mi scrivono gli amici Bellini che Kalulu ha detto: le assenze del Napoli per noi contano poco, i cambi li hanno. No, non li abbiamo, caro Kalulu, i cambi non li abbiamo. In conclusione, prendo un attimo faccio lo scavetto. Sempre geniale Fabio Versatile quando inventa i suoi giochi di parole. Spostandoci con un Ambrabam, voi l'avete vista, non lo so se l'avete vista, l'intervista che fa il profeta Hernanes a Vanja Milinkovic-Savic, che è un personaggio anche molto, molto sicuro di se stesso, o il tiro più forte del mondo, e qua come fisico devono mettere almeno il 99. Immaginate la scena, arriva DAZN con il profeta, dobbiamo fare un contenuto per DAZN e per FIFA e A25 eccetera eccetera, per il videogioco, portiamolo sul campo migliore, no? Immagino che possa essere, oppure no, portiamolo sul campo peggiore, cioè devi fare bella figura con i tuoi sponsor, con la cosa. Questa è la foto, questo è il campo. Questa è la condizione del campo di Castelvolturno, cioè forse non, fatemi togliere Vania va in porta là, c'è la sabbia, non c'è nemmeno l'erba, cioè infortuni, i preparatori che sono sicuramente incompetenti, uno staff che prende milioni e milioni di euro con un allenatore tra i più importanti al mondo, sicuramente loro sono incompetenti, sicuramente i medici non sanno fare il loro lavoro, sicuramente, ma io credo che se le condizioni del campo sono queste è più facile arrivare a degli infortuni. Oppure è questione di sfortuna. Come si fa a parlare di sfortuna? Si può parlare di gestione, si può parlare di sbagliata preparazione, ma si deve parlare anche di questa roba qua, perché quando Conte parla di strutture si parla anche di questo. Non credo che sia una cosa normale. Non credo che sia una cosa normale per una squadra che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 3 anni. Non può essere una cosa normale. E lo so che fare un centro sportivo non ti porta introiti, però a lungo andare ti può portare meno infortunati sul lungo, ti può portare, se fai anche una buona primavera e un buon settore giovanile, ti può portare a trovare dei campioni in casa, e sappiamo che è importante, quindi te li vendi e fai fatturato, ti porta cose a lungo andare. Questo è... Sembra quasi che sai, poco. Allora, quando ho visto sta roba io mi sono mortificato, onestamente. E per quanto riguarda Savic, noi aspettiamo poi delle notizie vere, e confermate, insomma, che perché un amico mi ha detto stiramento, l'altro mi dice non è al meglio, dobbiamo capire di che si tratta, potrebbe anche non c'entrare niente questa situazione qua, però per me è un campanello d'allarme. È arrivato, È arrivato pure a Sky, risentimento muscolare, statevi bene. C'è niente da fare, io mi fido degli amici, gli amici Bellini non mi strunzeano quando mi scrivono delle cose in privato, è perché sanno quello che dicono e mi arrivano delle cose che io non voglio creare il panico prima del tempo, però in questo caso, che vai Giarisce? Era forza Meret, dai Meret, è bene che speriamo che sia lui al 100%, ma qua bisogna solo pregare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Qualcuno a un certo punto sarà chiamato alle sue responsabilità e bisognerà prendere dei provvedimenti.